Puntata speciale del caffè col sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero. Buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno Leandro, tutto bene? La vedo Come in va? forma, la vedo... Allora, andiamo subito al dunque. Post-Covid, come sta affrontando il paese, come state affrontando voi amministrazione comunale in questo momento che decisamente è impegnativo, ci sono le votazioni, ci sono le scuole che riapriranno, eccetera, eccetera. Diciamo che il periodo post-Covid si sta rivelando impegnativo come anche il periodo Covid per tutta una serie di ragioni, perché comunque bisogna programmare, valutare le risorse che il governo ci ha messo a disposizione per risolvere i problemi, quindi mettere in fila tutta una serie di questioni ed è quel lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, insomma. So che per tanti magari siamo sembrati assenti, in realtà stavamo mettendo in fila tutto quello che è necessario mettere in fila nel post-Covid per riuscire a ripartire con questo settembre. Ecco, lei ci anticipava che farete una rubrica a scadenza bisettimanale, cioè ogni due volte alla settimana direte le cose che state facendo, che dovrete affrontare, anche per dare una risposta alle tante anche domande che i cittadini dicono cosa sta succedendo, cosa avete fatto. Ricordiamo cose importanti, la scuola, il palazzetto dello sport, cioè, sono tante cose che avete affrontato, i cimiteri, eccetera. Quindi questo è un progetto che avete già in atto e sarà pronto quando? Sì, è un progetto che avevamo già in cantiere, dovevamo iniziare prima, però ovviamente il Covid ci ha rallentato, come dicevo, questi mesi di programmazione tra la realizzazione degli sgravi per le aziende sulle Atari, insomma per le aziende per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, approntare la riapertura delle scuole. Difatti, per dare un esempio, l'asilo nido riprenderà già il 1° di settembre, quindi siamo in linea con tutto. Le elezioni stesse con i seggi, parere mio, è stata una follia decidere di aprire le scuole il 14 e poi richiuderle il Per 20, i 3 giorni? anche perché l'idea era troviamo spazi alternativi alle scuole per votare. In realtà spazi alternativi alle scuole che ti consentono di votare in sicurezza sia dal punto di vista del Covid che dal punto di vista che nelle elezioni, quindi chiusure, è impossibile in Italia, perché se abbiamo sempre votato nelle scuole un motivo c'era, tant'è che 49 comuni su 50 in Polesine continueranno a utilizzare le scuole perché non abbiamo altri spazi che garantiscono la sicurezza adeguata. E quindi insomma avevamo già ipotizzato iniziare con questa fascia, come dicevi tu, bisettimanale, in modo per aggiornare la popolazione come facevamo durante il periodo del Covid. Perfetto, Sindaco, questo fa piacere che un'amministrazione come la vostra sia in contatto con i cittadini. Sappiamo, seguendo i social, che le critiche ci sono e quindi è giusto dare delle risposte alle domande che appunto fanno le persone. Sì, le critiche è giusto che ci siano, è anche doveroso che ci siano, quindi questo non è un problema. È più che altro anche un momento per far conoscere l'altra faccia della medaglia, quindi quando si pensa che un'amministrazione, qualcuno dice prendete delle decisioni così, ma non si capisce perché le prendete, anche per spiegare perché si fanno determinate scelte anziché altre. Nel frattempo, Sindaco, sono arrivati gli aperitivi, anche se è un caffè col Sindaco. Noi seguiremo la sua, appunto, questa rubrica bisettimanale. Un giorno ci dirà anche il titolo. Esatto, So che ce l'ha in cantiere qualcosa, però non ce lo vuole anticipare. esatto. Dopo la prossima settimana già inizieremo con i primi appuntamenti e quindi dopo scopriremo Perfetto, Sindaco, grazie ancora e buon lavoro. altrettanto. E buona giornata a tutti.